Rieccoci in studio, siamo sempre con Flavio Manzolini. Abbiamo buttato un po' la provocazione, la passività. Io lo voglio un po' estendere perché di fatto sembriamo un po' una società passiva, cioè si lamenta, mugugna, rogna, qua, là, su, giù, si arrabbia, si agita un po', però di fatto siamo una società, assorbiamo, Assorbiamo siamo una molto. società molto passiva che subisce tantissimo e dove appunto se la società è in contesto veramente passivo è difficile poi che ci sia questo slancio, questa ripresa, quella che c'è stata proprio nel nord-est nel periodo del dopoguerra, no? Che ha fatto sì che effettivamente ci fossero l'intraprendenza, le prime imprese e poi negli anni 70 e così via. La ravvede ancora o siamo un po' agli sgoccioli e per i giovani che hanno voglia di fare l'unica via veramente è scapparsene fuori dai confini, No, io come sono fanno tanti? un ottimista e penso che finché c'è il sole c'è No, ma sempre. infatti per quello mi fa piacere perché lei è un ottimista, mi ricordavo che era eh, un ottimista, per cui a noi e serve finché c'è il ottimismo. sole, ecco, quello che non dobbiamo perdere è l'entusiasmo. Gli italiani hanno perso una parte della loro solarità, cioè di chi tornava a casa da lavoro in bicicletta e fischiava, oggi quando torna a casa in macchina non fischia più. Meglio che non si sintonizzi poi su E quindi certi canali perché... sono cambiati degli stili di vita. Bisogna recuperare quegli aspetti della socialità che non può essere solo dietro a un Facebook o ad altre cose, ma questo ha bisogno di determinati tipi di percorsi, cioè per quanto riguarda i giovani. Dall'altra parte non possiamo abituarci a vedere i treni sporchi di graffiti, non possiamo abituarci a vedere le città tenute male a livello periferico con crogiuoli di extracomunitari che non sappiamo cosa fanno e dove vanno. Per me sono importanti tre fatti che accadono quotidianamente, diciamo. Quello che è successo a Prato, dove c'erano questi, diciamo, cinesi che da una vita lavoravano in quelle condizioni e non è che non si sapesse, era una cosa che si sapeva. E questo ti dimostra come va un sistema paese. Dall'altra parte vediamo frane, alluvioni e morti su zone, su aree che sono state coperte dove c'erano dei fiumi, dove c'era un... E anche questo fa parte di un degrado al quale non dobbiamo abituarci, che non succede in altre parti del mondo. Non succede neanche le condizioni che ci troviamo ad avere giorno per giorno su quelle che sono le realtà tipo Lampedusa. Cioè, cose del genere non succederebbero mai in altre parti. Certo, Ecco, quindi è un'abitudine che dobbiamo cercare di invertire, debellare. invertire e non abituarci purtroppo a un sistema di cose che tende a- ad essere passivi, come dicevo prima, no? Quindi, Quindi partendo dal piccolo, perché poi ognuno parte dalla propria realtà, non reagire in che termini, come, di fronte a quali situazioni, perché come si può... per certi versi siamo tornati a tempo quando si emigrava, si andava a lavorare all'estero. Oggi abbiamo ancora, è ripresa questa tendenza. Io ho figli di miei amici che hanno una laurea, dice qua non trova niente, va all'estero. Ho avuto, diciamo, la soddisfazione di conoscere che, ma questo è accaduto 10 anni fa, che dei ragazzi che si erano laureati e hanno trovato da lavorare come docenza universitaria in Svezia e poi sono diventati docenti a Oxford, un biologo. Sì, 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 no, ma questo è vero, anche un bel po' di anni fa succedeva questo. Quindi Quindi voglio dire, diciamo, abbiamo anche delle buone teste, insomma. sì, no, ma abbiamo dei bravi giovani. Certo che non possiamo pensare che i nostri giovani possano sempre fare i camerieri a Londra o i pizzaioli o altre cose, insomma.
Da qui... Però attenzione, è vero, è anche positivo il fatto che siano disposti a farlo pur di ingranare nel mondo del lavoro, perché piuttosto che restare i famosi NIM che non fanno nulla qui e poi veramente la diventi apatico perché ti deprimi anche, quando hai la forza di cercare risposte negative, almeno vai a fare qualche cosa e poi magari speri di poter io crescere. Ho parlato con qualcuno di questi giovani che sono andati non trovando niente, avendo voglia di mettere su famigliola, lui e lei sono andati a Londra, hanno trovato questa stanza in affitto, hanno mandato via questi curriculum per fare i lavori, chi cameriere, chi ragioniere su una ditta di trasporti che ha trovato per misericordia e altre cose, dicevano ma c'è una cosa che ci spaventa, che qui c'è gente che ha cominciato a fare il cameriere e continua a voler fare il cameriere. Quindi non esci da quel... Sta bene con le mance, sta bene... Ah, quindi dopo ho capito, non ci sta male, non sta soffrendo. No, non stanno male, non stanno male. L'importante è questo. Ecco, però, vabbè, ma io dico, non è deprecabile se no, uno sta bene. assolutamente no. Piuttosto che fare io dico, piuttosto che avere un precario, triste, laureato, che fa questi lavoretti di un mese da una parte e dall'altra da laureato, ma che è sempre triste. Io vengo da un paese che è Abano Terme, dove gran parte dei miei coetanei hanno lavorato negli alberghi, chi come barista, chi aiuto cameriere, ma sono diventati dei chef, sono diventati dei maître d'hôtel, hanno girato i migliori alberghi, cioè diciamo che... si sono fatti le ossa, tra virgolette. Non ci si deve accontentare di quello che in età giovane si può raggiungere, ma si deve pensare ad acquisire più professionalità. Insomma, ecco, noi avevamo, oggi diciamo, sentiamo la concorrenza, ma avevamo i migliori maître d'hôtel, i migliori cuochi alle terme. Quindi è sempre Però stato... non sono mai, ecco, qui torniamo al solito discorso un po' a bomba, che facciamo il giro, non sono mai spiccate di fatto, per esempio per l'enogastronomia, per dire una cucina speciale, non c'è mai stato a livello nazionale nessuno che ricordasse le terme per questi migliori, quindi vuol dire che non c'è stato neanche il modo di portarli in evidenza. Si sa che per esempio andavi in Toscana e mangiavi in modo fantastico. Ha toccato uno degli aspetti più interessanti. Nella mia presidenza ho avuto la fortuna e la possibilità di portare slow food ad Abano Terme. Ecco, io credo che le terme devono diventare un presidio slow food, perché tra quello che è la cura naturale e il cibo naturale, che oggi nel mondo internazionale anzi, è acquisito come una delle massime importanze, diventa l'aspetto di valore aggiunto che possiamo dare a un certo tipo di ristorazione. Ma d'altronde è cambiato un mondo. Il mio è quello del dopoguerra, quando era sempre poco da mangiare, no? E quindi si andava a mangiare dove si mangiava tanto. Il ristorante buono era dato per scontato che la cucina fosse casalinga e naturale, ma il ristorante buono era quello dove si mangiava tanto. E adesso siamo passati a un altro tipo di pensiero. Non è il tanto, ma è la qualità, cosa. E questa è una società che deve veramente puntare l'Italia all'eccellenza e alla qualità. Lo slow food legato diciamo, a quello che può essere l'ambiente naturale delle terme si sposa alla perfezione. Ma qual è stato il limite per cui non hanno avuto questo riconoscimento di presidi? Perché ci devono essere prodotti comunque che vengono preparati in un certo modo, prodotti del territorio, quindi vuol dire perché sono abbastanza rigidi slow food. Diciamo che in questi ultimi anni la produzione dei vini dei Colli Ugani è cresciuta in una maniera esponenziale. Diciamo che ci sono realtà che portano avanti produzione di pasta fatta con determinate norme. No, ma gli alberghi nostri, la maggior parte sono alberghi di qualità, molto attenti alle diete, molto attenti ai problemi che possono avere i vari clienti, fanno dei menù su misura come sugli aerei, per dire, no, anzi molto meglio che sugli aerei.
Quindi ci sarebbero i presupposti, però manca qualche cosa che dia una copertina di grande lancio, di grande appeal internazionale. Diciamo che siamo ancora molto divisi sotto certi aspetti, no? E allora torniamo a dire non facciamo sistema. È una caratteristica un po' veneta quella di pensare al proprio orticello più che al sistema. Per tanti anni quello che è stato un punto di forza, l'individualità, che ha permesso attraverso la concorrenza, se Tony faceva così, Beppi faceva così, cioè che è stato di stimolo, ha fatto crescere questa cosa. Adesso Oggi non è più. dobbiamo pensare che quando un albergo vicino chiude o un negozio vicino chiude, viene a mancare un supporto che è dato dalla gamma di scelta e non è un vantaggio. Ecco, questo sembra molto importante, che è bene che entri come concetto su cui riflettere. Diciamo, oggi c'è questa consapevolezza, rispetto a quello che poteva accadere nel passato. Cosa vedo io che necessita? Un'imposizione fiscale più adatta a quelle che sono le situazioni, perché è inutile aumentare l'IVA se poi io non riesco a produrre o se poi non riesco a vendere. E quindi torniamo al discorso appunto del discorso della tassazione, ne parliamo ancora, anzi però in conclusione di trasmissione andiamo subito, no, la interrompo, andiamo in pubblicità che siamo un po' in ritardo e poi concludiamo appunto questi discorsi parlando appunto anche del discorso fiscale che avevamo già accennato e di quanto grava effettivamente sui comuni che sono anche abbastanza arrabbiati per questa poca chiarezza e mancanza di quelle che erano state le promesse che erano state fatte. Pubblicità.